È giovedì, benvenuti ad un'altra puntata di Biazantes ed è con noi come sempre Bruno Lombardi. Ciao Bruno. Ciao a te. Benvenuto. Buongiorno. Grazie. Allora, la settimana scorsa ci hai promesso una gita un po' in tutta la Sardegna per parlare di alcuni aspetti architettonici. Racconta. Certo. Abbiamo fatto questo piccolo percorso, no? Dai simboli nella pittura ai simboli nella poesia, oggi lo facciamo ai simboli nell'architettura, civile, prettamente. Andiamo a fare un giro praticamente in tutti i paesi della Sardegna, andremo non so, da Bosa fino a Tinnura, andremo fino a Cagliari, andremo a Martis, Florinas, Bonorva, vedremo anche Sassari, andremo a Nuoro, andremo a Uzieri. È un aspetto architettonico che va almeno dal 400 fino a sicuramente, certamente tutto il 600, in ambito gotico, a volte chiamato anche catalano, ma anche aragonese, ma è anche un aspetto architettonico che possiamo trovare anche in Francia, e che quindi è un continuum con l'aspetto gotico del 300 nelle abitazioni, prettamente nelle abitazioni civili, quindi dove vediamo questi simboli negli architravi degli ingressi delle porte, ma anche nelle finestre e soprattutto ovviamente quindi li troviamo nei centri storici. E vediamo spesso un simbolo... Il famoso triangolo. Certo. A Sassari finalmente si stanno riscoprendo, no? Con dei lavori di recupero, soprattutto al centro storico, diciamo alcune vie, visto che noi siamo qui, insomma, a Sassari, non so, via Cortelarga, via Cappodoro, se non ricordo male, via San Donato, anche nelle finestre lo vediamo, via La Marmora ce ne sono ancora, e sono spesso o quasi sempre su pietra di tipo lavica, come per esempio la trachite, ma lo troviamo anche nei basalti, anche in qualche caso anche su pietra calcarea. Questo triangolo che dicevamo, al centro, no? Sembra una sorta di monte visto così, no? E sulla sommità spesso troviamo un crocifisso, sì, e al centro un rosone oppure un fiore, no? Sono simboli che vediamo anche nelle casapanche sarde spesso. Sì. Molti non sanno che quello fa parte di un'antica leggenda, che poi è diventata un aspetto religioso, chiamato il fiore della felce di San Giovanni Battista. Tutti sappiamo che la felce non produce fiore, un'infiorescenza in questo caso, ma c'era appunto questo aspetto legato che in Sardegna era ancora molto vivo. Nella notte di San Giovanni Battista la felce, quindi considerato ancora un antico, no, mitico espediente, se vogliamo così, espediente religioso e anche leggendario, no, per ricordare i tempi andati, si dice appunto che chi ha questo simbolo sulle porte possa avere una certa protezione dal male, dal maligno, e quindi che il precursore di Cristo, San Giovanni Battista, sia sempre presente, anche perché, ricordiamo, è legato San Giovanni Battista a tutta una serie di tradizioni nostre, dai fuochi di San Giovanni, no? Quindi no, compare con mare, no? E anche a quelli che sono gli aspetti anche del mondo agrario. Ma ce ne sono tanti altri di questi simboli, quindi questa puntata è un modo in più per dire: girate, passeggiate attraverso i vostri centri storici così belli e interessanti, e soprattutto se dovete fare dei lavori di restauro, di ristrutturazione e vedete questi simboli, non cercate di cancellarli o di danneggiarli, perché sono dei gioielli per i nostri centri storici. Ne ho visto anche diversi su Cagliari di questi, proprio nel centro storico. Sì, lì sono anche alternate poi anche con alcune epigrafi. Ce ne sono anche alcuni, non so, per esempio a Bosa mi viene, no, in mente, ma anche Macomer, per esempio Macomer lo stesso ne ha di molto interessanti, di questi simboli su pietra, dove alcuni di questi sono chiaramente, magari non so, dei riferimenti a delle botteghe, per esempio. Ne abbiamo anche alcuni anche su delle chiese, ma spesso sono in ambito civile. Quindi sono delle caratteristiche che qui in Sardegna vediamo spesso, hanno la facoltà di ricordarci di un periodo in cui l'architettura del 400, del 500 e del 600 era così, insomma, di grande attenzione, e ricordiamoci per Sassari, per esempio, quando abbiamo parlato qualche puntata fa della famosa finestra di Chiteria, no? Sì. Lì in Piazza Azzuni, e lì abbiamo appunto parlato di questo grande fregio, no? Che poteva essere questa grande vittoria e la sconfitta di Leonardo Alagon. Quindi è interessante capire che oggi forse noi non abbiamo quella stessa attenzione che gli antichi avevano per l'architettura, e del raccontare attraverso i simboli
delle loro storie particolari o delle loro invocazioni. Ecco, è vero, stanno andando un po' a perdersi queste storie, questa poi ricerca anche di questi simboli che ci riportano ai nostri avi. È vero, sai, ancora oggi al centro storico io vedo qualcuno, e poi anche chiacchierando con degli anziani, quando si esce di casa ti fa il segno della croce, no? E quindi è un modo per riportare quel qualcosa di tuo intimo, della tua religiosità, e invece in antico, no? Questa cosa la riportavano anche agli ingressi delle loro case. Esternamente. Sì, erano forse non so, delle piccole insegne, se vogliamo, in quel senso. Va bene, Bruno. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Anche oggi abbiamo dato, insomma, un segno della nostra isola a chi magari l'isola non la vive direttamente, quindi noi ti siamo grati per queste tue testimonianze. Grazie. Dimmi la prossima settimana come ci comportiamo, intanto lo fai di solito. Chiudiamo questa quarta tappa simbolica, quindi attraverso i simboli, andando a parlare e a vedere con alcune immagini San Pietro di Sorres, l'abbazia benedettina. Okay. E parleremo quindi di simboli Ci spirituali. sposteremo a Borutta. Simboli monastici. Ci sposteremo a Borutta. Va bene, noi ti aspettiamo, a voi nel ringraziarvi per essere stati ancora una volta con noi, non smetterò mai mi vedrete sempre con questa cosettina in mano, con questo smartphone, perché è da lì che potete continuare a guardarci, non solo sulla televisione, perché noi, come vi ho sempre detto, la televisione ve l'abbiamo messa in tasca. Basta andare su www.teleg.tv. Grazie a tutti, buon proseguimento.